Buonasera a tutte e tutti amanti del futsal, da Alessio Formica di Live Sport Academy. Le immagini vi giungono dal Palatulib per quanto riguarda la 16ª giornata, la quinta di ritorno di Serie B Girone, e giocano CC Lazio contro Spes Poggio Fidoni. Le due squadre si sono già incontrate al Palaspes, l'andata è terminata 3-3. Fischia il signor Di Gregorio Sergio Antonio Di Molfetta, verrà aiutato da Capaldi Fabio di Sernia. Al cronometro Serra Antonio di Tivoli. È iniziata CC Lazio contro Spes Poggio Fidoni. Dall'altra parte invece intanto Santaroni pressato, riesce Camel con un'ottima giocata a far partire Picaio. Intanto seguiamo al volo questa azione, poi andiamo a controllare anche i 5 della Spes Poggio Fidoni. Camel, Ricciarini cerca Picaio, ma la palla è per Di Eugenio. Ancora Picaio, alza il pallone, la sfera sopra la traversa. Poggio Fidoni al polivalente Federico Chiani. È terminata 3-3 con gol doppio di Marinelli e corsi per la Spes Poggio Fidoni. Invece dall'altra parte intanto subito sblocca il risultato dopo 1 minuto e 40. Il maglia 9 del CC Lazio segna Ricciarini. Qui alza la testa Bidi, anche la porta per capire cosa fare. Si ritorna dietro da Santaroni. Il pallone è stato lasciato da Fiorini. Biraschi colpito praticamente sul collo, non riesce a controllarla. La palla è per gli ospiti, 12:30 da giocare. Darica, c'è Martinelli adesso. Ancora Darica, prova ad andare sulla banda di sinistra, servito, poi Piras si gira, il tentativo di Piras, palla fuori, maglia 10. Secondo anno alla Spes, intanto il tentativo di Dionisi, la deve solo appoggiare Fiorini e c'è il gol che poi bacia qualcuno verso le tribune. Gol dedicato e 2-0. Martinelli ritorna da Pandolfi, arriva Di Eugenio da lui, che parata di Santaroni, palla per Santaroni, quasi 7 da giocare. Camel cade a terra, non c'è fallo, ma il possesso ancora dei giocatori di bianco vestiti. Palla in avanti, sbaglia Picaio, la recupera bene Biraschi, va da Camel, opportunità per il numero 11, contro di lui Donati, la lascia lì per Ricciarini, sopra la traversa. Poi intanto fischia, adesso il direttore di gara, inizia il secondo tempo tra CC Lazio e Spes Poggio Fidoni. Avanti in area di rigore, recuperato dalla Spes Poggio Fidoni. Tenta il tiro, Chiavolini para, Santaroni, adesso Chiavolini per Batis chiama la palla di Eugenio, dice noi, la palla poi è per lui, il tiro, palo di Eugenio su Chiavolini, su di lui Picaio, chiude poi Di Eugenio, grande lavoro sia davanti che dietro per il numero 13. Tanto è entrato al posto di Batis Renzi, si va da Di Eugenio, pensa al tiro, spacca la rete, segna Di Eugenio che poi si scrolla via qualcosa. C'è il gol del numero 13, c'è il gol numero 4 per Di Eugenio a prendere l'avversario, poi sbaglia Renzi, preferisce stare lui senza lasciare il posto a Santarello. Tanto la palla è stata mandata in avanti, Renzi veloce, sbaglia il passaggio, poi Camel lungo, c'è Di Eugenio, aspetta, poi il tiro, la doppietta del numero 13, arriva il gol numero 5 in campionato per Di Eugenio. Adesso si alza anche Dionisi, prova ad andare via Picaio, c'è Di Eugenio, controllo Di Eugenio da Picaio, che parata di Santarello, con tic tac tra Picaio e Di Eugenio. Palla per Donati, più vicina la CC Lazio ad aumentare il vantaggio che la Spes Poggio Fidoni ad accorciare. Ancora Ricciarini, palla fuori, 10 secondi, Donati gioca ancora, Chiavolini dice basta così, 5 con Camel, a breve il suono della sirena, vince il Circolo Canottieri Lazio 4-0 qui al Palatulib sulla Spes Poggio Fidoni dopo una partita
fantastica